Chiesa e famiglia e tutti siamo amici e fratelli. A Rakovsky, nella Chiesa del Sacro Cuore, il Papa parla così ai 245 bambini che hanno ricevuto la prima comunione. È la nostra carta d'identità, spiega, prima di intavolare un simpatico dialogo con i piccoli. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi, dice Francesco, come possiamo incontrare Gesù che è vissuto tanti anni fa e poi è morto ed è stato messo nella tomba. E così risponde, noi sappiamo che è risuscitato, è vivo ed è qui con noi e oggi lo possiamo incontrare nell'Eucaristia. Di qui l'invito di Francesco a pregare sempre con l'entusiasmo di oggi, perché è il sacramento della prima comunione, non dell'ultima comunione. Gesù vi aspetta sempre. Infine, il Papa ricorda che il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è iniziato dalle mani di un bambino, un miracolo che oggi torna a compiersi. Di far ricordare tutti noi, grandi, qui presenti, il primo incontro che abbiamo avuto con Gesù nell'Eucaristia e poter ringraziare per quel giorno. Oggi ci permettete di essere nuovamente in festa e celebrare Gesù che è presente nel pane della vita, perché ci sono miracoli che possono accadere solo se abbiamo un cuore come il vostro, capace di condividere, di sognare, di ringraziare, di avere fiducia e di onorare gli altri. Fare la prima comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescere nell'amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci vuole donare.